Buon pomeriggio a tutti e bentornati alla seconda edizione di Educhiamoci, giornate per l'educazione organizzate dal Comune di Vittorio Veneto, dall'assessorato alle politiche scolastiche, in collaborazione con IEM Servizi. Ringraziamo subito, come sempre, tutte le istituzioni che hanno patrocinato l'evento: Regione del Veneto, l'Ufficio Scolastico Regionale del Veneto, RAI Veneto, le Università di Verona, Parma e Milano Bicocca, l'Ordine degli Psicologi del Veneto, ULSS 2 e la Conferenza dei Sindaci dell'ULSS 2. Un sentito ringraziamento va alle molte associazioni e realtà del territorio che hanno collaborato alla realizzazione di questa iniziativa e naturalmente a tutti i media partner che ci hanno aiutato a promuoverla. Siamo in diretta dalla scuola secondaria di primo grado Lorenzo da Ponte di Vittorio Veneto e stiamo trasmettendo in diretta web dalla pagina Facebook di Educhiamoci e dalla pagina YouTube del Comune di Vittorio Veneto. Salutiamo il pubblico che ci sta seguendo da tutta Italia e vi invitiamo come sempre a condividere le nostre dirette sui vostri canali, ringraziandovi fin da ora per il vostro supporto. Il titolo dell'edizione di quest'anno del nostro festival è Che gioia, e lo abbiamo scelto per comprendere che cosa sia la gioia, perché sia così importante trovarla e ritrovarla nelle nostre vite, che cosa l'assenza di gioia comporti lungo il corso dell'intera esistenza, e ci stiamo avvalendo di vari esperti del settore proprio per indagare un po' più a fondo questo tema nelle sue varie sfaccettature, per capire non solo come poter migliorare la nostra qualità di vita, ma anche come poter aiutare a stare meglio i bambini, le bambine, i ragazzi e le ragazze di cui ci prendiamo cura. Come avrete potuto certamente vedere nel materiale promozionale sul sito dedicato www.educhiamocivittorioveneto.it, sono molti gli incontri gratuiti dedicati alle famiglie, agli studenti, agli insegnanti e a tutti i professionisti del settore dell'educazione. Prima di presentarvi l'incontro di oggi, passo la parola a Antonella Caldart, assessora alle politiche scolastiche, giovanili per la famiglia e le pari opportunità e sociali, per un saluto. Di nuovo bentrovate, bentrovati a tutti voi. Come avete visto nel video promozionale, siamo ancora e volentieri da Vittorio Veneto, una città da vivere con gioia, tanto per rimanere nel tema di questa seconda edizione di Educhiamoci. Questo tema l'abbiamo e lo stiamo analizzando da vari punti di vista, con tante sfaccettature, con tanti esperti, con professionalità diverse, con di professionalità più disparate. C'è un po' un mantra che ci ha colpito, che ci viene riproposto un po' da tutti, ed è l'importanza del passaggio per raggiungere la felicità, la gioia e la felicità, come lo chiamano gli esperti, del passaggio dall'io al noi, quindi l'importanza della relazione che poi si esplicita nella comunità, nel nostro caso della comunità educante. Abbiamo visto come gli effetti del rimanere soli per i bambini e per i ragazzi sia stato devastante. Ieri sera il professor Vicari ci ha portato numeri preoccupanti sulle malattie che hanno colpito i nostri ragazzi nel post-pandemia, dallo stress fino all'autolesionismo. Ci sono numeri importanti di ragazzi che provano anche ad uccidersi. Il suicidio è una parola con cui dobbiamo fare i conti oggi, ed altre patologie legate appunto a questo rimanere soli, essere rimasti soli. Il dottor Gherardo Colombo ieri mattina ci ha fatto presente come la peggior punizione per un detenuto sia l'isolamento, quindi ancora una volta rimanere soli, essere staccati, privati di relazioni, staccati dal resto della comunità. Ecco, noi peraltro oggi pomeriggio, in un bellissimo intervento che davvero vi invito a rivedere se non l'avete già fatto, abbiamo visto gli effetti invece positivi della socializzazione. Abbiamo visto la storia di un bambino disabile, Tommaso, che davvero gioisce, è capace di gioire nel momento in cui la scuola, i suoi compagni, i compagni di avventura fuori dalla scuola gli stanno incontro. Nel momento in cui lui si sente amato e riesce a condividere le proprie emozioni.
Abbiamo visto quindi come il noi sia importante nella comunità educante, nella scuola, nella società, anche nella famiglia, ma fino ad ora abbiamo considerato la famiglia come relazione tra i genitori e i figli. Non abbiamo ancora parlato del noi come coppia. Ecco, questo è l'argomento che invece lasciamo ai nostri due esperti questa sera e prenderemo nota anche di questi nuovi spunti che ci verranno dati. Quindi io vi auguro, come sempre, una buona visione, non senza prima aver, come mi è solito ripetere, così mi piace dire, siamo davvero bravi a dedicarci questo tempo e dobbiamo anche essere orgogliosi di ritagliare del tempo alla nostra giornata per reimparare a educarci per il benessere nostro e di tutti i nostri ragazzi. Buona serata. Grazie mille per il suo intervento, Assessora. Adesso vi presento anche l'ospite che abbiamo in studio che è con noi stasera, Pier Eugenio Lucchetta, dirigente scolastico del Comprensivo Vittorio Veneto II, che al termine dell'evento ci aiuterà a fare alcune riflessioni e potrà eventualmente porre alcune domande ai nostri ospiti. Grazie per l'invito. Grazie a lei per essere qui. Allora, arriviamo al terzo incontro di oggi. Il titolo di questo incontro è Per amarsi o combattersi tutta la vita. Abbiamo scelto, come già anticipato da Antonella Caldart, di affrontare anche il tema della coppia, perché è importante tornare all'origine. E l'origine è la coppia, quindi ci interessava molto fare delle riflessioni sulla gioia di scegliersi per essere coppia e sui valori su cui si fonda il per sempre, all'origine poi della possibilità di diventare anche dei genitori. Abbiamo chiesto di ritornare con noi a trattare questo argomento alla dottoressa Vittoria Maioli Sanese, che è collegata con noi. Vittoria Maioli Sanese, buonasera, ritorna. Buonasera. Era stata nostra ospite già nella prima edizione, addirittura aveva ispirato il titolo della prima edizione di Educhiamoci, Io sono come tu mi guardi, e siamo veramente felici di averla di nuovo con noi anche quest'anno. La dottoressa Sanese è psicologa della coppia e della famiglia, è direttrice del consultorio familiare di Rimini, che ha fondato nel 1975, ha svolto e svolge un lavoro di ricerca sulla coppia e sulla famiglia dal punto di vista psicologico, esistenziale, sociale, culturale e antropologico. Anche quest'anno ci ha ispirato per il titolo di questo incontro, che abbiamo ripreso da uno dei suoi libri, Perché ti amo, e parlerà con il nostro ospite invece in studio, che presento subito, e che è il dottor Gino Soldera, psicologo e psicoterapeuta, docente di psicologia e di educazione prenatale, consigliere dell'Associazione Americana di Psicologia Prenatale, Perinatale e Salute. Dirige la rivista Il Giornale Italiano di Psicologia e di Educazione Prenatale dell'ANPEP, di cui è anche presidente. È autore di numerose pubblicazioni di alcuni libri, tra cui il libro Mamma e papà, l'attesa di un bambino. Io lascio quindi la parola a questi relatori, innanzitutto al dottor Soldera per alcuni spunti iniziali e poi alla dottoressa Sanese, ricordandovi anche di mandare eventuali domande se aveste delle curiosità da approfondire con i nostri ospiti. Lo potete fare tramite un messaggio WhatsApp al 370 31 86 802 oppure commentando la diretta nei profili social. Dottor Soldera, a lei la parola, grazie. Beh, intanto io ringrazio gli organizzatori che mi hanno invitato, coloro che mi hanno presentato e che mi danno l'opportunità di parlare di argomenti a me molto cari, come l'educazione, la famiglia, i figli e, nel nostro caso, la coppia. La coppia che è un momento iniziale che ci può dare delle risposte molto interessanti rispetto alle questioni che sono state poste, come quella della relazione, come quella della gioia.
Il titolo della mia relazione è Per amarsi o combattersi tutta la vita. Ecco, io cercherò di fare un po' un excursus, e cioè di partire a parlare degli orientamenti, dei bisogni personali rispetto alla coppia, rispetto alla famiglia, e come la coppia e la famiglia siano fondamentali per la vita umana. Prego, userò le slide, vado pure avanti. Ecco, dato di partenza. Quello che osserviamo è un trend che sta andando avanti da molto tempo. I matrimoni diminuiscono, le separazioni aumentano, i divorzi aumentano, la natalità diminuisce. Ed è anche proprio sulla natalità che io porto la mia attenzione, perché è fondamentale che vengano portate avanti delle iniziative per affrontare questo tipo di problema. Ecco, come mai siamo di fronte a un quadro di questo genere? Possiamo fare alcune considerazioni di carattere generale che riguardano la nostra società e la società occidentale. Se osserviamo, l'asse della vita si sta spostando sempre di più da dentro di noi a fuori di noi. Siamo attratti continuamente da specchietti, dalle lodole, e tutto questo ci porta a dimenticare noi stessi, a dimenticare quindi la nostra essenza, la nostra appartenenza. Siamo quindi molto centrati su quello, o interessati più verso l'avere che verso l'essere. Le relazioni, come dice Bauman, stanno diventando sempre più fragili. La possibilità di avere relazioni oggi è maggiore rispetto al passato, ma queste relazioni sono sempre più fragili, povere e superficiali, cioè si sta sempre di più in superficie. E l'interesse personale, cioè verso se stessi, si sta affermando su un interesse più generale, che è quello della coppia, della famiglia e della società. E se noi osserviamo anche bene, si tende a sostituire proprio in questa logica individuale l'amore che è necessario nella relazione con il potere. I valori ideali, quindi, come quello della felicità, ma anche come quello della pace, per rifarci a quanto sta accadendo oggi nel mondo, sono sempre più sostituiti da quelli materiali, e l'umano va sempre più verso il tecnologico, cioè l'uomo si sta alienando, si sta allontanando sempre di più. Abbiamo poi delle questioni di fondo che la società ha cercato di affrontare, ma con risultati relativi. Vedi il pregiudizio nei confronti del femminile e della donna, che poi si riflette negativamente nei confronti della famiglia e nei confronti dei bambini. Vado pure avanti. Quindi questo quadro di ambiente nel quale viviamo si riflette su di noi. Quindi siamo sempre più centrati su noi stessi. Derrida a questo proposito parla che c'è un aumento di egoismo, di narcisismo. L'individuo, come dicevo, è impegnato soprattutto a tutelare se stesso e i suoi bisogni, e naturalmente proprio per tutelarli, invece di usare il cuore, che è, diciamo così, l'archetipo della relazione, usa la testa, e della testa usa principalmente l'analisi critica, cioè la svalutazione dell'altro e non la valutazione. Quindi quello che si osserva è proprio che che il potere, il dominio si va affermando nella società più che nell'amore, nella disponibilità. Ci sono frasi, detti molto comuni, che possiamo ritrovare nella nostra vita, ad esempio: non devi mollare o cedere perché sei finito, non devi farti mettere sotto,
E poi quello che si osserva è anche un atteggiamento di appiattimento, cioè siamo, diciamo, vittime del pensiero comune e quindi si fa poco riferimento a se stessi, al proprio essere e a esprimere quindi ciò che è naturale del proprio essere, la propria creatività, in quanto siamo esseri unici e originali. Andiamo avanti. Tutto ciò è messo in evidenza da ricerche recenti, io qui ve ne presento una, che è la ricerca della Fondazione Donat Cattin, fatta con dei ragazzi di 18 e di 20 anni, su come si immagina il suo futuro. Il futuro viene immaginato proprio senza figli, quindi ci si immagina di non essere genitori, al massimo, e questo la maggioranza, il 51%, il 31% stima che a 40 anni avrà un rapporto solo di coppia ma senza figli. Il 20% pensa di essere single, quindi una famiglia unipersonale che è in costante aumento. I motivi per cui non si vogliono avere figli sono la carenza del lavoro, diciamo ci sono dei pensieri comuni, l'assenza di politiche, la crisi di relazioni stabili. Però questo invece, l'ultimo punto, è molto significativo perché si ritiene i figli un ostacolo in quanto condizionano la propria vita e la realizzazione della propria vita. E mi permetto già di affermare che questo non è assolutamente vero. Casomai non dovremmo aprire una riflessione sui figli e sui bambini per imparare a conoscerli e per imparare a capire che cosa sono o che cosa possono essere i figli per la nostra vita. Andiamo pure avanti. Quindi viene meno il valore della relazione, come è stato detto nell'introduzione. Quindi nella relazione di coppia, se viene meno questa relazione, l'uomo non viene messo nelle condizioni di conoscere la donna e la donna l'uomo. E quindi non si viene a scoprire quella che è la differenza, cioè la differenza è un valore come l'uguaglianza, estremamente importante perché è il sale della nostra vita. Andiamo avanti. Ecco, qui conviene fare un ragionamento di fondo, assiomatico. Da dove viene la coppia? La coppia viene dal momento del concepimento. Lì, nel momento del concepimento, avevamo una coppia. La coppia dei due gameti, quello maschile e femminile, l'ovulo e lo spermatozoo, che sono entrati fra loro in relazione e si sono incontrati per dare vita a una nuova esistenza. Io direi di riflettere un attimo su questo perché, a mio parere, la biologia si può leggere anche come libro della vita. E che cosa si può osservare in questo caso? Che l'ovulo è proprio l'espressione, uso un termine junghiano, è un bioarchetipo, non un archetipo, cioè solamente psichico, cioè una struttura originaria della psiche, ma un bioarchetipo, cioè strettamente legato al corpo. Questo vale per l'ovulo e vale per lo spermatozoo. Provate a pensare un attimo. Un ovulo è l'espressione del femminile. Voi nell'ovulo trovate tutte le caratteristiche del femminile. L'ovulo è lento, l'ovulo è sensibile, l'ovulo contiene tanto citoplasma, è estremamente delicato, mentre lo spermatozoo, ed è solo, mentre lo spermatozoo si muove in gruppo, è dinamico, ha una struttura che non è circolare ma verticale e quindi è espressione proprio del maschile. Provate a pensare ad esempio alla organizzazione. L'organizzazione è tipicamente maschile, mi riferisco ovviamente all'organizzazione piramidale che è legata alla massa spermatica. Ecco, l'ovulo viene a rappresentare il sé femminile, mentre lo spermatozoo il sé maschile. Si mettono insieme e formano una nuova cellula, un nuovo essere umano
che contiene in sé il maschile e il femminile. E questo dialogo, andiamo avanti, del maschile e del femminile dentro di noi va avanti per tutta la vita. E naturalmente questo dialogo noi lo possiamo anche vedere come rapporto con la nostra interiorità e col mondo esterno. In genere l'uomo cerca la donna perché il suo femminile è latente e così la donna cerca l'uomo perché il suo maschile è latente e nel rapporto con l'uomo la donna in sostanza favorisce un dialogo interiore. Pensate che questo dialogo interiore come imprinting noi lo riceviamo dai nostri genitori. Quindi il dialogo tra il nostro maschile e il nostro femminile è legato al come si sono rapportati i nostri genitori. E poi questo nostro maschile e questo nostro femminile ci condiziona nella scelta del partner. Quindi la nostra storia poi si riflette sulle nostre azioni. Andiamo pure avanti. Quindi ho posto proprio al centro l'importanza del dialogo, l'importanza della relazione. La relazione umana poi è del tutto particolare, perché due esseri umani, un uomo e una donna, hanno la possibilità che nessun altro essere ha di arrivare a una completa fusione, dalla dimensione corporea fisica fino a quella più interiore, quella spirituale. È chiaro che la relazione tra l'uomo e donna è una ricerca, come si dice nella Bibbia, un conoscere l'uomo, conoscere la donna. E questa conoscenza è una conoscenza faticosa perché ognuno rimane chiuso in se stesso, nella sua parte esclusiva e quindi sottostà a meccanismi di dialogo che possono essere quelli della integrazione, della collaborazione, possono essere anche quelli del conflitto. Sia nel senso positivo che negativo è sempre importante vedere come questi vengono utilizzati perché anche il conflitto può essere, anzi talvolta è molto importante perché aiuta a crescere, a conoscere, a capire ed andare avanti. Il lavoro di integrazione tra il maschile e il femminile, tra le due parti che esistono dentro di noi, naturalmente riesce facilmente quando c'è comprensione, amore, disponibilità verso l'uno e l'altro. Ecco, un'esperienza fondamentale da questo punto di vista, che va vissuta soprattutto su un piano qualitativo, è quella sessuale, perché questa permette effettivamente di raggiungere livelli di gioia e di piacere profondi nella misura in cui i due hanno la capacità di spogliarsi, cioè di aprirsi fino in fondo l'uno verso l'altro. Non solo degli abiti, ma anche delle proprie difese, delle proprie chiusure interne, psichiche. Quindi è importante favorire il dialogo e per favorire il dialogo bisogna andare oltre l'esclusività, bisogna capire che gli altri sono per noi un patrimonio, sono una ricchezza, ma bisogna anche imparare a relazionarsi in maniera corretta attraverso un dialogo, il dialogo che ci fa crescere. Milani Comparetti lo chiamava dialogo creativo, dove ognuno dà qualcosa all'altro e insieme si cresce. Quindi noi dovremmo imparare proprio su questo esempio da sviluppare delle buone relazioni. Se questo non avviene succede altro. Voi mi avete sentito molte volte parlare quando uno chiede nella coppia all'altro di essere amato e casomai chiede questo amore all'altro senza che lui prima di tutto ami se stesso. Quindi noi dovremmo sempre partire da noi, dovremmo amarci per poi amare l'altro. Ecco, potremmo anche porci la domanda che cosa vuol dire amare. Andiamo pure avanti. Ecco, l'amore è soprattutto accettazione totale di noi stessi e dell'altro, per quello che siamo fatti, con i nostri pregi e con i nostri difetti. Gordon dice: l'accettazione è come il terreno fertile che permette a un seme minuscolo di trasformarsi nel bel fiore che può diventare.
il terreno, si limita a facilitare lo sviluppo del seme, sprigiona la sua capacità di crescere, ma tale capacità è interamente in seno al seme. Ecco l'importanza fondamentale del rispetto. Non c'è vita di comunità o vita sociale se non si basa sul rispetto, e come ci dicono ovviamente gli orientamenti del diritto internazionale, il rispetto della dignità dell'altro, dignis, cioè della parte più essenziale dell'altro. E poi la valorizzazione. Non è negativo valorizzare l'altro. Se io valorizzo l'altro non è che questo ne approfitta per fregarmi. Come si dice nella pubblica amministrazione quando viene chiesto qualcosa. No, che cosa vieni qua a chiedere? No, la richiesta può essere sacrosanta, cioè una richiesta che va nell'interesse della collettività. Dico questo perché talvolta si chiudono gli occhi a delle richieste o delle proposte che possono essere estremamente interessanti. Si parla proprio negativamente talvolta della burocrazia che non sa valorizzare nel modo migliore, voglio dire, le idee delle persone, le proposte che possono venire dalle persone. Quindi valorizzare l'altro è un valorizzare se stessi. Se noi imparassimo a valorizzare l'altro e l'altro a valorizzare noi avremmo la possibilità di aprirci, cominceremo a sviluppare la fiducia. Se voi andate a vedere, ad esempio, l'atteggiamento dei bambini, questi molto spesso vi dicono io non ho fiducia, io non sono capace. Provate a pensare che opera di demolizione che è stata fatta nei loro confronti, casomai da parte dei genitori che sono quelli che devono amarli di più. Qui spendo 2 parole sui genitori che letteralmente sono completamente dimenticati. Non ci si rende conto che il mestiere del genitore è il mestiere più difficile del mondo e che quindi bisognerebbe aiutare e preparare i genitori a svolgere bene questo compito e non a dare facili giudizi sui genitori quando c'è qualche problema. I genitori hanno bisogno di essere aiutati, in particolare le mamme. Quindi l'impegno nostro è proprio quello di amare, è l'amore che ci porta verso la gioia, l'espansione della coscienza. E quindi attraverso l'amore, l'impegno di amore verso l'altro, gli altri, ci permette di diventare più coscienti di noi stessi e degli altri, di ricomprendere il valore dell'altro, di favorire relazioni armoniose, di favorire relazioni significative, di coltivare sentimenti di disponibilità, di operare insieme in maniera costruttiva per il bene comune, ma anche di generare e di espandere la vita. Uso il termine generare nell'accezione di Erickson, che per generatività intende qualsiasi contributo che vada nella direzione dell'interesse umano. Andiamo avanti. La formazione della famiglia rappresenta proprio una evoluzione naturale della coppia, proprio per aiutare la coppia a uscire dal suo guscio. La famiglia quindi permette anche dalla possibilità di essere ampliata mettendo al mondo dei figli, cioè a introdurre elementi di cambiamento che quella coppia non sarà più come prima. La presenza di un figlio rappresenta ovviamente un cambiamento radicale della vita e rappresenta anche per i genitori una grande responsabilità. Non è che possono prendere il figlio un giorno e il giorno dopo mollarlo. È una responsabilità che dura, diciamo, per la vita. Quindi però il figlio svolge un ruolo molto importante nei confronti della coppia, come avremo modo di vederlo. Aiuta la coppia a crescere perché il figlio pone tanti problemi e sono anche i problemi che consentono alla coppia di crescere. Andiamo avanti. Ecco, qui vediamo il discorso della autorealizzazione. Abbiamo 2 vie di autorealizzazione, cioè che cos'è l'autorealizzazione? La possibilità di essere fino in fondo se stessi e di esprimere le grandi potenzialità che ci sono dentro di noi.
Sarebbe anche qui interessante parlare del potenziale umano. Che cos'è questo potenziale umano? Perché tante volte viene buttato alle ortiche, proprio a partire dai bambini, che sono il nostro potenziale, che sono appunto il nostro futuro. Ecco, l'evoluzione e questo processo di individuazione così chiamato da Jung passa proprio attraverso l'integrazione tra il maschile e il femminile, che porta a un'espansione di coscienza, un'espansione di comprensione e un'espansione di gioia. Ma passa anche attraverso il rapporto con i figli. I figli aiutano i genitori a crescere, perché i figli permettono ai genitori di rispecchiarsi, di trovare le loro lacune, di trovare le loro risorse e quindi di affrontare determinate situazioni, anche perché il bambino è portatore di una coscienza cosmica, è portatore di valori. Provate a pensare, i bambini sono gioiosi per natura, quando un bambino non è gioioso si pensa che stia male. I bambini sono spontanei, naturali, e cioè, i bambini sono creativi. Una ricerca fatta su bambini di 3 mesi, in prove comparate con quelle dell'adulto, si è visto che i bambini di 3 mesi di età, 3 mesi, sono più intelligenti degli adulti, cioè sono meno condizionati da pregiudizi. Quindi si tratta di allontanarsi da posizioni estreme per integrarci sempre di più, per crescere sempre di più. Andiamo avanti. Ecco, andiamo avanti, andiamo alle conclusioni. Le conclusioni le faccio con Leo Buscaglia, che è proprio un educatore americano, che diceva: l'uomo non ha scelta tranne l'amore. Se lo rifiuta, prima o poi scopre che le sue alternative producono solitudine, distruzione e disperazione. Prima era stato dato un cenno in questo senso, si parlava di depressione. La depressione nasce proprio dal senso di isolamento. Pensate, la malattia del secolo scorso è stata proprio quella della depressione. Se però noi osserviamo la natura umana, che cosa scopriamo? L'uomo è frutto dell'amore, fatto per amare ed essere amato, e solo nell'amore può ritrovare se stesso. Io ho finito, vi ringrazio e poi apriremo il dibattito. Grazie, dottor Soldera. Direi di lasciare subito la parola alla dottoressa Sanese per il suo pensiero, le sue suggestioni anche sulla scia di quanto abbiamo già ascoltato. Beh, io ringrazio moltissimo il dottor Soldera perché da una parte mi fa dire ubi maior minor cessat, e mi sento così piccola davanti a una relazione veloce ma densissima di tanti spunti. E poi perché ha dettato l'orizzonte per tutti, anche per quello che io potrò dirvi. Vi invito a tenere presente tutto quello che ha detto il dottor Soldera proprio come punto di riferimento per anche quello che io andrò a dire, perché penso aggiungerò poco, qualcosa appena, o forse chiarirò qualcosa, ma penso che l'orizzonte che il dottor Soldera ci ha offerto veramente può diventare un punto di riferimento interessante. Che cosa ci ha detto in realtà tutto quello che lui ci ha detto? Ci ha detto una cosa fondamentale, secondo me, che la coppia, la famiglia, l'amore, il concepimento, la crescita dei figli e tutto questo è un fatto che ci trascende, cioè è qualcosa che non abbiamo inventato noi. Eppure ci appartiene fino alle viscere, fino dall'istante in cui nasciamo, partecipiamo di questa realtà fino in fondo. Questo mi preme moltissimo dirlo, perché veramente interpretiamo la nostra vita, probabilmente la possiamo vedere anche come
un'interpretazione personale, originale di un fatto che è universale. Diamo interpretazione originale a un dramma che non abbiamo scritto noi, a una cosa particolare, particolarissima. La viviamo fino in fondo, appartiene a ogni pelo della nostra vita, ma non l'abbiamo scritta noi, non l'abbiamo inventata noi. Questo dice qualcosa, deve dirci qualcosa di particolare. Forse ci dice che portare a compimento realizzativo, mi piace molto la parola realizzazione, detta alla coppia, alla famiglia, alla persona, portare a compimento realizzativo la nostra persona, il nostro essere coppia, il nostro essere adulti che sono compagnia ai piccoli per aiutarli a crescere, il nostro essere educatori, genitori, nonni, bisnonni, io sono anche bisnonna, quindi tutta questa grande rete di rapportare a compimento realizzativo tutta l'esperienza personale significa proprio andare alla scoperta in ogni momento di quella legge che viene prima di noi, che ci trascende e che regola tutta la nostra vita. Quando io credo di aver capito una cosa lavorando, che molti disagi, molte tristezze, molti drammi nascono, ma anche molte difficoltà dei bambini che crescono, nascono quando prendiamo una strada diversa da questa profondissima legge naturale che ci regola. E oggi è un fenomeno che noi vediamo in maniera molto frequente questo. Allora provo a sintetizzare le caratteristiche di questa grande esperienza della relazione, ma soprattutto le caratteristiche della coppia, che come è già stato detto è all'origine, è il punto generativo di tutto, no? All'origine c'è una coppia. All'origine veramente c'era un uomo solo, lo troviamo nel paradiso terrestre, solo e triste, nonostante che, è bellissima questa immagine, nonostante che il Signore andasse nel pomeriggio a passeggiare con noi nell'Eden e a chiacchierare. Pensate che esperienza sarebbe per ciascuno di noi. Nonostante questo era solo, aveva un fondo di solitudine e di tristezza incompiuta, di incompiutezza totale. Di che cosa era fatta la tristezza di Adamo? Uso questo come paradigma, come archetipo, appunto. Di che cosa era fatta? Era fatta di non sapere chi era, chi fosse. Non sapeva dare un nome a se stesso, perché il Signore gli aveva fatto dare il nome a tutta la realtà. Lui ha chiamato mare il mare, nuvola la nuvola, albero l'albero, scimmia la scimmia, ma non sapeva chi era. Soltanto nell'incontro suggestivo di un essere simile a sé, ma altro da sé, Adamo può imparare ad essere. E qui è il grande primo principio della coppia, il primo grandissimo principio, che è la differenza. La differenza come principio di conoscenza, la differenza proprio come la possibilità di imparare sé e imparare altro da sé per portare a compimento sé. È una cosa impressionante la differenza. Io
ho imparato a fare un po' anche imparare a chiamarla differenza e non diversità, proprio per l'etimologia della parola. Normalmente nel linguaggio comune, quando si parla di coppie, si dice ma come siete diversi, ma c'è una diversità, eccetera. Invece l'etimologia dice che divergere è proprio allontanarsi. E allontanarsi vuol dire io perfino ti si allontana in un'opinione diversa, anche se l'oggetto che stiamo giudicando non c'entra niente con noi, no? Però si diverge. Io amo molto per la coppia usare il termine differenza, differo, fero, fers, tuli latum ferre, portare in forma maschile e in forma femminile lo stesso dramma esistenziale dell'uomo, stesso valore, stessa dignità, stesse capacità, stesso destino, stessa morte, stesse malattie, in forma vissute, in forma maschile e in forma femminile. Quindi troviamo nella differenza il fondamento della relazione e intravediamo il primo scopo della relazione, che è lo scopo realizzativo, di portare a compimento la propria esistenza. L'altra caratteristica antropologica che vediamo era quella che vi dicevo prima, cioè l'universalità. No? Scott si è fatto una domanda, antropologo e sociologo, esiste un fenomeno umano che possa avere la definizione di essere universale? E lui per universale intendeva fin da quando l'uomo è apparso sulla faccia della terra, l'Homo sapiens è apparso sulla faccia della terra, ai nostri giorni, quindi sotto ogni tempo e sotto ogni latitudine e longitudine. E nelle sue ricerche è arrivato a una conclusione: sì, questo fenomeno esiste, si chiama coppia, compresa la famiglia, cioè ciò che tutto deriva dalla coppia. E questo è quindi l'universalità come caratteristica. Quindi universalità, differenza. Un altro aspetto, il dottor Soldera ci ha descritto, ci ha introdotto in maniera potente, bellissima, perché ci ha fatto fare un viaggio dal biologico culturale al culturale, passando per lo psicologico, per l'esistenziale, valore del dialogo, valore del rispetto, valore di tutte. Ci ha fatto fare proprio un percorso dal biologico al culturale, all'importanza culturale, fino proprio a portare la relazione oltre i confini stretti della coppia e della famiglia. Questo. E allora questo descrive un'altra caratteristica di questa relazione uomo-donna, della coppia, ed è la totalità. È uno spettacolo, capite? Se noi potessimo andare a fondo proprio a questi concetti e leggerli nella nostra esperienza. Pensate all'origine di un incontro uomo-donna, la suggestione grandissima dell'innamoramento, e questi due pensano di potersi amare tutta la vita. No? Come mai? Da dove viene questa cosa?
Proprio è come, ma anche l'esperienza contraria, se l'altro ritira il suo sguardo da noi e cessa di farci capire che siamo per lui così speciali, no? Quindi se viene a meno, se perdiamo quello sguardo che ci riconosce e che ci rivela l'essere amati. Sapete, almeno io lavorando con le coppie vedo proprio l'esperienza della perdita, ma non la perdita dell'altro, la perdita di sé, la perdita della propria sicurezza, la perdita del proprio valore, la perdita delle certezze costitutive proprio, tutto no? Per cui questa caratteristica di totalità, ma questa caratteristica di totalità è descritta proprio in tutti gli aspetti che il dottor Soldera ci ha descritto. Pensate il corpo, no? La sessualità. La bellezza della relazione, la relazione dove si riceve conferma, riconoscimento, valore, eccetera, eccetera, in maniera direi quasi parziale, però è ciò che va a costituire tutte le relazioni sane, no? Ma l'archetipo coppia, il punto generativo, il punto di riferimento, ciò che la coppia vive è solo della coppia. E nella sessualità troviamo proprio questa caratteristica. Amiamo gli amici ma non ce li portiamo a letto, amiamo tutti ma non ce li... Perché quel tipo di relazione è affidata al grande fenomeno antropologico, esistenziale, psicologico, biologico e culturale che è la coppia. Quindi universalità, differenza, totalità. C'è un altro punto che abbiamo anche intravisto nella relazione del dottor Soldera, cioè che nel momento in cui guardiamo l'altro e lo riconosciamo simile a noi, ma lo riconosciamo altro da noi, ma anche noi stessi, no? Cioè, l'altro è l'altro me stesso. Questa forse è la descrizione più. Allora c'è un elemento in questo incontro uomo-donna fondamentale, che è una reciprocità alla pari. E allora proprio io ci tengo tantissimo a sottolineare alla pari, perché, e non solo la reciprocità, reciprocità alla pari. In fondo, alla pari con gli amici, alla pari con i fratelli, così, ci può essere, ma è sempre molto parziale. Ma la reciprocità alla pari è veramente ciò che costituisce nella coppia una salute della relazione, perché l'altro è veramente l'altro a me stesso. C'è un punto di un altro aspetto, il quinto, che forse è il fondamento di tutta l'aspetto realizzativo di sé, proprio la soddisfazione della realizzazione piena del nostro esistere, ed è l'aspetto della libertà. La coppia è fondata sulla libertà. C'è una differenza, se voi ci pensate bene, ma anche dal punto di vista psicologico della crescita del bambino, no? Troviamo nel bambino il bisogno di essere educato, ce l'abbiamo anche noi e non cessa mai per tutta la nostra vita. Troviamo nel bambino il bisogno di essere rispettato, guardato con dignità, riconosciuto, curato.
accudito. Vediamo nel bambino tutti i suoi bisogni, no? Quindi pensate, è veramente anche il bambino lo specchio senza nebbia di tutto il nostro esistere, perché diventare grandi non cessano questi bisogni, non cessa questa cosa qui. Ma qual è la differenza? Qual è la differenza? La differenza nella relazione è che quella relazione uomo-donna è scelta liberamente da entrambi i partner ed è fondata sulla libertà, perché la persona porta nella relazione tutta la sua dignità, tutta la sua inalienabilità, tutta la sua irriducibilità ed è adulta, responsabile della propria crescita e della propria realizzazione, inalienabile. Quindi proprio la libertà gioca un ruolo potentissimo dentro la coppia, tanto che mi fa dire che la coppia non tollera nessun tipo di condizione. È un tipo di amore, un tipo di legame che non tollera né nessun tipo di condizione, né nessun tipo di correzione, né nessun tipo di scopo educativo. L'amore fra un uomo e una donna è veramente, nella sua essenza, un amore assolutamente libero, assolutamente gratuito, assolutamente totalizzante la propria persona. E qui quindi sono le 5 caratteristiche antropologiche che erano ben espresse anche in tutta la relazione del dottor Soldera. Ho ancora 2 minuti? Sì, sì, certo. Volevo fare uno zoom. Allora, io credo, permettetemi una considerazione. È chiaro che parlare di coppia, non so voi, ma io che ne parlo da 52 anni, ho sempre l'impressione di dire 1/1000esimo di quello che bisognerebbe dire, perché è veramente una cosa che la sua totalità comprende davvero tutta la vita. Ma non solo la vita personale, la vita dei popoli, la vita della cultura, cioè proprio permea davvero tutto. Allora, io ho bisogno di fare due considerazioni. Una a fondo di questo genere qui. Parliamo di differenza, perché volevo onorare anche il titolo. Perché odiarsi? Perché amarsi o odiarsi e o odiarsi? Perché che succede in questa differenza? C'è un principio psicoanalitico che regola uno dei principi, quello forse più interessante e più anche di aiuto per noi che lavoriamo con la coppia. Il principio suona in questo modo: siamo attratti da chi ha aspetti di noi, ecco l'essere simili, l'essere riconoscere se stessi nell'altro, no? Siamo attratti da chi ha aspetti di noi, ma che noi, per varie ragioni culturali, di educazione, di vita, non riusciamo ad avere in noi. Però ne abbiamo bisogno. Ne abbiamo bisogno anche per arricchirci, per crescere, per aprirci ad altro e non rimanere chiusi nel nostro orizzonte, nel nostro sistema, no? Per cui siamo attratti da questi aspetti, per amarli e o odiarli tutta la vita. Nel percorso che fa la coppia nella sua crescita, gli stessi aspetti che hanno costituito l'attrattiva sono quelli poi che ci fanno litigare, sono quelli che non sopportiamo, e questa è un'esperienza, credo, generalizzata. Perché? Perché proprio sono gli aspetti della differenza.
Se io accolgo quella differenza, vuol dire che in qualche modo devo mettermi in discussione, devo guardare me stesso in maniera dialettica, devo discutere con me stessa, devo riconoscere i miei limiti, devo riconoscere le mie frustrazioni, i miei problemi. Questo, voi sapete, lo sappiamo tutti, è sempre molto difficile. Abbiamo più la spinta ad affermare noi stessi, abbiamo più la spinta a rimanere chiusi nel già conosciuto che piuttosto accedere allo sconosciuto. E allora nella coppia questo dono reciproco alla pari, questo stare dentro il legame riconoscendo l'altro alla pari, nella coppia, il metodo per questa differenza è proprio l'apertura totale all'altro. Vuol dire essere il mio amore per te è così convincente che tu non devi più combattere quegli aspetti che ho io e che tu ami, ma che combatti perché ti fanno fatica e ti fanno giudicare i tuoi limiti. Non so, spero di essere stata chiara, no? Questa apertura, l'altro diverso, l'altro differente, non è un ostacolo, non è un nemico. Su questo aspetto qui, di affermazione di sé e affermazione dell'altro, si gioca la maggior parte della relazione di coppia e anche il conflitto. Possiamo diventare nemici in un nanosecondo, però solamente perché abbiamo detto no, non è vero quello che tu dici, è un'altra cosa, negando l'opinione dell'altro, avendo bisogno di affermare la propria ragione, avendo bisogno di affermare ad oltranza la propria diversità e la propria posizione di fronte alla vita. E questo lo facciamo quasi sempre con un metodo che nega l'altro. E quindi è proprio semplicissimo diventare nemici. Ecco, mi interessava particolarmente sottolineare questa cosa qui, proprio in un mondo di oggi, e il dottor Soldera ce l'ha spiegato bene, dove si preferisce un rapporto di giudizio, dove tutti noi siamo giudici, per cui non c'è più un ascolto libero, un ascolto dell'altro non è più quell'occasione formidabile della propria realizzazione, del proprio compimento e della propria vita. Io magari mi fermo qui, poi magari sulle domande riusciamo ad arricchire. Sì, grazie dottoressa Sanese, così per riprendere l'ultimo punto che lei ha toccato, potremmo dire che scelgo ciò che è differente perché riconosco di fatto ciò di cui ho bisogno. E su questo, insomma, per quello che riterrà opportuno, passerei la parola anche a Pier Eugenio Lucchetta per un commento, una domanda o una riflessione. Intanto ringrazio i due relatori per quello che avete detto, perché ci avete fatto capire, mi avete fatto capire l'importanza della coppia, della relazione all'interno della società e quindi inevitabilmente anche nel tessuto di una vita come quella della scuola si riflette il tenore della vita di una coppia. Quindi da parte mia c'è come dire, la reverenza per imparare da due maestri, da due persone che hanno dedicato la vita a comprendere a fondo questa relazione così particolare, così totalizzante. E naturalmente anche il dottor Soldera ci ha come dire, ricordato
il dato, tanti dati, chiaramente quello biologico ma anche quello drammatico del calo della natalità. Quindi sostanzialmente potremmo anche dire l'esperienza di coppia così centrale nella vita della persona e nella vita della società conosce indubbiamente una crisi direi epocale, perché evidentemente quando dalla ricerca che lei presentava, dottor Soldera, dei giovani non hanno nel loro orizzonte di vita non solo 20 anni, ma anche a 30, 40, 50 anni, l'esperienza dei figli, vuol dire che qualcosa di grave è accaduto nel tessuto della coscienza. Allora, la prima domanda, cioè, o meglio, un punto di partenza dopo le vostre descrizioni così attente, accurate, determinati dettagli che possono essere anche fonte di riflessione. Chi sono i nemici? Diciamo i nemici della coppia. Perché molto spesso per capire un fenomeno si guarda anche alla patologia e quindi a che cosa si oppone a questa situazione. Perché forse anche, diciamo anche, come dire, anche in altri campi, il momento di crisi, la crisi di qualunque tipo esso sia, con la patologia, che poi chiamiamo la patologia, ci aiuta a capire, a recuperare quei valori fondanti, quegli elementi originali, originanti ad esempio di una coppia che, come dire, a cui dobbiamo guardare. Ecco, quindi la domanda che vi porrei è nella carne viva di questa società, quali sono gli ostacoli fondamentali? Il nemico potremmo dire, perché non credo che ci sia semplicemente, scusate, un'espressione poco politically correct, forse utilizzare questa espressione, però penso sia corretta usarla. E poi anche, pensando anche, lei dottor Soldera poneva anche quelle classiche differenze, essere, avere, amore, potere, eccetera. Non è che ad esempio potremmo ricomprendere che amore e potere hanno un'unica origine e che quindi no, di fronte, ecco, quindi sarebbe interessante magari nel poco tempo che ci resta approfondire questi temi. Grazie. Dottor Soldera, se vuole... Bene, ma io dovrei avere il microfono. Allora, se noi volessimo guardare uno sguardo, è stato anche fatto per quanto riguarda la situazione globale dei nemici della coppia. Beh, intanto bisognerebbe dire dove nasce la relazione dell'essere umano. La prima relazione dell'essere umano nasce nel rapporto del bambino con la propria madre. E la relazione è determinante per lo sviluppo del bambino, non solo del bambino, perché se andiamo nell'etologia c'è lo stesso discorso. Gli uccelli cantano se i genitori, quando erano ancora nell'uovo, hanno cantato. Cioè, il discorso della relazione è fondamentale. La relazione invece oggi purtroppo si trova in una situazione di sofferenza, oppure della relazione si guardano gli aspetti esteriori, gli aspetti materiali. Si dice che oggi i bambini hanno tutto ma non hanno l'essenziale. E l'essenziale è proprio il dentro. Proviamo a domandarci. Il bambino inizialmente dove sta? Sta nell'utero materno, sta dentro la madre. La relazione quindi prima non è una relazione fisica, è difficile distinguere tra la relazione fisica e la relazione di coscienza, però si può facilmente dire che è una relazione di coscienza che parte dall'attenzione, dalla disponibilità, dal dialogo col bambino, dalla capacità di capire e di corrispondere ai suoi veri bisogni. E quindi anche tutto il discorso dello sviluppo è strettamente collegato a questo. Molto probabilmente, a mio parere,
qui noi dovremmo aprire tutto un discorso, tutta una riflessione, perché il nostro atteggiamento in questi settori qua è estremamente superficiale. Naturalmente parlo della gravidanza, e la gravidanza è vissuta quante volte quando tenevo dei corsi alle mamme, queste mi dicevano: non vedo l'ora di partorire perché sono angosciata con queste visite, questi esami che faccio. Quando la gravidanza, e questi potrebbero essere gli imprinting dati dal bambino, potrebbero essere di gioia. Cioè, qui bisogna effettivamente cominciare a ragionare su dei momenti importanti nella costruzione delle relazioni e anche una maggiore riflessione dei rapporti uomo-donna sarebbero fondamentali in questa società. Ha solo da guadagnare l'uomo amando la donna, come la donna ha solo da guadagnare nell'amore verso l'uomo. La guerra, l'esempio attuale ce lo dimostra, è fonte di distruzione. Noi dovremmo evitare questa situazione di distruzione. Dicevo prima, la depressione, al di là della distruttività che è presente dentro la relazione, il non sviluppo dentro la relazione, che vuol dire patologia, perché ad esempio i disturbi psicosomatici di cui oggi la società è piena sono delle alexetimie, sono in realtà delle difficoltà di rapporto. Il corpo mi parla attraverso la patologia perché io non riesco ad avere una buona relazione con me. E poi la depressione mi dice che io sono isolato e che ho difficoltà di essere in relazione con l'altro. Difficilmente uno cade in depressione se è all'interno di un circuito e di una rete che si occupa di lui. Quindi dovremmo ripensare, a mio parere, proprio al concetto di assistenza, al concetto di cura, al concetto di educazione. Grazie dottor Soldera. Così accennava un po' adesso anche al discorso dei figli, che ovviamente in questo contesto riusciamo a toccare solo parzialmente, però volevo chiedere alla dottoressa Sanese, abbiamo detto che la coppia si fonda sulla differenza, ma ci accorgiamo spesso che quando arriva poi il figlio si tende invece a parlare di noi e quindi si perde un po' l'aspetto, no? Dell'io, del tu, della coppia, e si diventa magari 3 anziché 2 più 1. Allora, se può spendere solo qualche parola per questo concetto. Il processo di... qualche parola è difficile, bisognerebbe proprio inquadrare bene tutto quanto. Diciamo che lo spostamento nel rapporto col figlio della performance di cura che i genitori devono dare oggi, per cui si è insinuato una grande legge, devi essere in grado di produrre una cura adeguata a tutti i bisogni del figlio, e la legge del tuo rapporto col figlio sono i suoi bisogni. Questo ha spostato completamente tutta la genitorialità, no? Per cui questa crisi potente che la coppia vive alla nascita di un bambino, per cui abbandona l'originalità dell'essere coppia uomo-donna e forzatamente diventa solo coppia genitoriale, intercambiabile, possibilmente senza differenze, diventa una cosa molto seria, capito? Allora è vero che si crea un noi che è una triade, non è più una coppia più il bambino, ma all'inizio, quando il bambino nasce, sarebbe importante oggi per i genitori conoscere cosa accade dentro il bambino da appena nato.
anche nel grembo materno, fin dal grembo materno. Che cosa accade nella relazione per essere relazione? Prima il dottor Soldera lo stava accennando, ma è una cosa spettacolare. Io invito i genitori anche a informarsi rispetto a questo, perché non è dare una prestazione di essere bravi genitori, è in gioco l'essere, è in gioco il vostro essere genitori, è in gioco l'essere del bambino, è in gioco la sua identità, il suo carattere, i suoi pensieri, che tipo sarà da grande, che tipo d'uomo sarà da grande, è in gioco fin dal primo istante del concepimento. E quindi il rimanere preoccupati di generare sempre una identità coniugale dentro la famiglia è importantissimo, no? Poi vi invito, adesso i tempi sono brevi, ma questo è uno dei nodi. Volevo sottolineare, agganciandomi 2 minuti a quello alla domanda di prima, che c'è una perdita dell'identità generativa, per cui c'è tutta la deriva curativa all'interno della famiglia, perché c'è la perdita dell'identità generativa. Cioè, cosa vuol dire questo? Vuol dire che il genitore, dicendo io sono madre, io sono padre, non dice più tutto quello che io sono genera il figlio e tutto quello che noi siamo insieme genera il figlio. Si dice io sono madre, perciò cerco di curarlo bene, cerco di essere nel giusto, cerco di far bene tutte le cose. È venuta meno la coscienza generativa e questo è uno dei grandi problemi. Che cosa può aver generato, di corsa lo dico perché mi sta proprio a cuore, che il nemico della coppia, che sono i nemici della coppia? Che cosa può aver generato questa perdita dell'identità generativa? Io credo che negli ultimi 50 anni abbiamo assistito piano piano a una relazione che è diventata, abbandonato la interpersonalità, cioè non è più una relazione interpersonale dove ciascuno riconosce se stesso in maniera attraverso un'alterità, ma è diventata una relazione strumentale. Credo che il nemico più grande della coppia, dei genitori, di noi, dello stare con gli amici, della società, è proprio una relazione di tipo strumentale. L'altro è strumento per il mio benessere. Siamo lontano 1000 miglia dall'essenza dell'essere. Io sono, la chiusura del dottor Soldera, io sono veramente me stesso, incontro davvero me stesso, imparo me stesso solo se sono amato. Perciò amo, perché poi da grandi si diventa capaci di generare amore. Questo è fondamentale. Il vero nemico è la relazione strumentale. Grazie dottoressa Sanese. So che il dottor Soldera voleva dirci ancora una cosa a cui tiene molto. Sì, ci tengo a mettere in evidenza l'importanza del bambino, quindi sono perfettamente d'accordo, il problema è proprio la scadenza, scadere nella relazione oggettuale, perdere il senso della interazione. Però il bambino è fonte di relazione, il bambino è fonte di energia. Il bambino sfida i genitori a scoprirlo, a conoscerlo. Il bambino è un mistero, ha un segreto, ha un progetto da realizzare. Il compito dei genitori è mettere l'educazione, non è limitare, l'educazione non è far seguire delle norme,
L'educazione è permettere al bambino di esprimere quello che lui è. Quindi la risposta dei genitori ai bisogni del bambino sono in relazione alla possibilità di essere se stesso e di realizzare il suo progetto di vita. Questo discorso dell'educazione inizia fin dal concepimento, non inizia quando il bambino è nato. Tutte le ricerche hanno ampiamente messo in evidenza che se si è costruita una relazione negativa o di indifferenza, noi diciamo un attaccamento, perché di solito usiamo le ricerche nell'ambito dell'attaccamento durante la gravidanza, questa si ripercuote dopo. È difficile recuperare una relazione che non c'è stata. Noi partiamo, in questo caso, parliamo di bonding, di legame. Quindi il tutto parte fin dall'inizio del concepimento. Quando il bambino nasce, porta con sé 9 mesi di storia. Gli orientali, ad esempio, considerano l'età del bambino non dal momento della nascita, ma dal momento del concepimento. E quindi, durante quel periodo, i genitori possono fare molto per aiutare il bambino a crescere e a formarsi. Grazie. Grazie mille. Sono arrivati dei commenti anche da chi ci sta seguendo sui canali social, ringraziano il dottor Soldera per la sua chiarezza e per la profondità e l'aiuto che ci ha dato nell'affrontare questo tema la dottoressa Sanese. Scrivono anche grazie per aver portato parole vere che oggi nessuno dice e ringraziano anche un po' in generale per questi spunti che stiamo offrendo durante queste giornate di Educhiamoci. Direi che anche oggi abbiamo messo un ulteriore tassello nella nostra formazione e nei pensieri che possiamo fare come genitori, educatori, insegnanti e persone che hanno a cuore il futuro e il presente dei bambini, delle bambine, dei ragazzi e delle ragazze, anche proprio a partire dalla coppia. Ultima battuta per il dottor Soldera e poi ci salutiamo. Se ci mette le slide, quelle legate al progetto che è in programma qui a Vittorio Veneto. Ecco, qui a Vittorio Veneto è in programma un progetto pilota sulla promozione della natalità. C'è la volontà di contribuire a portare avanti una nuova cultura, una cultura che vada a favore della natalità, perché questo è estremamente importante. Allora, in questo senso si vogliono aiutare le coppie, a diventare più consapevoli della loro esperienza, a realizzare una migliore relazione, a migliorare lo stile di vita, perché è importante anche questo per la messa al mondo del figlio, e a prepararsi al concepimento, perché al concepimento ci si prepara. L'epigenetica ci ha insegnato in questi anni che l'ambiente ha dei riflessi nella nostra biologia. Ecco, i temi che verranno trattati e affrontati come momento formativo per queste coppie che aderiranno a questo progetto, si parlerà di generatività, ma anche di scoperta del maschile e del femminile. Oggi vi ho dato un piccolo assaggio della fertilità e infertilità, della sessualità procreativa, del processo del concepimento e poi del prodotto del concepimento, che sarebbe il bambino, e naturalmente il bambino dentro la famiglia, dentro la coppia, nella società, affinché il bambino non sia un peso per nessuno, ma sia quello che è, un bene per tutti. Grazie. Grazie mille ancora al dottor Soldera, grazie tante anche alla dottoressa Vittoria Maioli Sanese, anche quest'anno è stato un piacere averla con noi. Ringraziamo anche il nostro ospite per Eugenio Lucchetta, il Comune di Vittorio Veneto, l'assessorato alle politiche scolastiche,
e ringraziamo tutti voi per aver partecipato. Vi invitiamo ai prossimi appuntamenti gratuiti che trovate sempre sul sito www.educhiamocivittorioveneto.it. Vi ricordiamo anche l'appuntamento di questa sera alle ore 20, prima con una storia con mamma e papà e con esperienze, le testimonianze dei bambini e ragazzi e dei loro insegnanti dei laboratori che abbiamo svolto la scorsa settimana nelle classi delle scuole di Vittorio Veneto, e poi alle 20:30 l'intervento di Luigina Mortari che si occuperà proprio dei primi anni della cura nei primi anni di vita del bambino, con un intervento dal titolo Fammi fiorire. Io vi saluto, vi ringrazio e ci vediamo questa sera. Buona serata a tutti.